In Trieste, the Carabinieri are going door to door, 100,000 guides teaching families how to spot a scam before it's too late. Il tema delle truffe ormai è sempre più attuale. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche nell'ultima legge di stabilità, ha deciso di stanziare 600.000 euro per la sensibilizzazione alla cittadinanza su come prevenire le truffe online o le truffe che ogni giorno leggiamo sui giornali. The point is about elder people because we have to increase the awareness that the bond between people and the trust versus with the other people is decreasing. So we need to protect our elder people, and this one could be one of the tools to protect better this segment of our population. Avvieremo tra qualche giorno un volantinaggio tramite una società porta a porta, dove sostanzialmente consigliamo tutti i cittadini su come comportarsi qualora ricevono delle telefonate sospette. Quindi noi stiamo cercando in tutti i modi di combattere questo fenomeno, soprattutto sul canale preventivo. Poi su quello reprensivo ovviamente abbiamo l'obbligo di farlo, ma ci piacerebbe che, come una testimone oggi abbiamo invitato, ci porta la sua testimonianza, venisse intercettato questo fenomeno prima che avvenisse.